Ora passo la parola al presidente di Raisa Veneto che abbiamo qua con noi, Alberto Montagnier, che eccolo. Buonasera. Parlare dopo quei eccellenti interventi, insomma, di Ettore e di Lorenzo mi dà una grande responsabilità per tenere alto diciamo, il livello della serata. Me devo occupare purtroppo della parte più triste, una parentesi sul dopo. Siamo nel 1966 e è stato già citato Zorzi, l'avvocato Fogliata. Erano passati solo 70 anni, ma era come se fossero passati 7 secoli. 1797 fa segnare il conto, 1866, ma purtroppo dopo le devastazioni materiali però c'era stata anche una grandissima devastazione morale, interiore, di popolo e di identità. Una brevissima carrellata sugli effetti più immediati. Veramente una grandissima povertà, entrano in crisi quel tessuto sociale e produttivo delle aziende, spariscono le grandi ville, che non dobbiamo vederle come delle ville, luoghi di villeggiatura e luoghi di, diciamo, di svago, ma in realtà erano aziende agricole ante litteram. I viaggiatori del Settecento che passano appunto in visita per i nostri territori si sorprendono perché i contadini mangiavano carne. Non so cosa chi mangiasse da altre parti, però ero qua, se l'ha sorpreso. E il nobile veneziano diceva sì, ma se ora che lavora, se ora che fa fatica, è giusto che sia ora che mangia. Vedete, insomma, sempre la presenza, una certa lungimiranza, di una certa presenza nella vita quotidiana di tutte le classi sociali. La fame porta a quel fenomeno tipicamente italiano che è la pellagra degli anni 80 dell'800 circa. Dico questo perché dagli anni 80 è la costituzione del Costante Cris a Mogliano, ora diciamo casa di cura per malati di mente, ma nasce come istituto per pellagrosi. Poi la grande immigrazione, qua mi è maestro Ettore, per cui la nostra, mi tocca dire adesso la nostra regione, allora la nostra nazione subisce il più grande esodo. È giusto chiamarlo questo perché i numeri sono da esodo, i numeri non sono solo qualcuno che se ne va, ce ne vanno paesi interi con il parroco in testa in certi casi, si svuotano comunità intere. Per cui c'è questa, diciamo, depauperamento continuo del nostro territorio. Venezia rimane un porto, ma sappiamo benissimo che dopo la perdita, diciamo, del Veneto, a parte dell'Austria-Ungheria, viene maggiormente favorita Trieste e Fiume, per cui una parte dei traffici se ne vanno anche lì. Padova, che aveva gli studenti delle migliori menti dei mitteleuropee, perde anche lì gioventù e menti brillanti, perché chiaramente tutto il centro Europa, la Mitteleuropa va a Innsbruck o a Vienna. Vi butto là degli episodi un po' così proprio per farvi ragionare, più che altro poi per approfondire, però sono delle piccole provocazioni, dei piccoli fatti che magari nessuno ci ha mai ragionato sopra. Questo chiaramente dopo questi danni materiali si ripercuote, come diceva chi mi aveva eccellentemente preceduto, anche in questo tessuto morale e identitario, e si ripercuote fino ad oggi, perché anche oggi il contesto in cui noi dobbiamo operare per difendere la nostra identità e la nostra cultura deve tener conto di 4 cose basilari: scuola, inferiore, superiore, università, i media, giornali, stampa, televisioni, radio, le istituzioni e poi il mondo culturale. Scuola, lo sapete benissimo che purtroppo nei programmi ministeriali la nostra storia non è che sia tanto ben inserita, saltata a pie pari, 4 righette quando va bene. La Repubblica di Venezia era una delle 4 repubbliche marinare, come dire,
considera la produzione di automobili in Germania in questo momento qua, la Germania c'è una repubblica automobilistica. Negli anni 60, dopo il volo di Yuri Gagarin, molto probabilmente l'Unione delle Repubbliche Sovietiche erano repubbliche spaziali, e chi più ne ha più ne metta, perché ora se devo mettermi a livello di chi che coniato questo termine, e ne teniamo fuori anche altri quanti che vogliono. Ci sarebbe anche la possibilità adesso con la riforma dell'ultima della scuola di dedicare qualche ora facoltativa a materie diciamo non inserite nei programmi ministeriali, però purtroppo finché ci portiamo avanti questo retaggio non c'è la storia veneta a fare le materie facoltative, magari fa giardinaggio, fa culture estere, culture straniere, si inventa qualcosa, ma niente, restiamo sempre fuori dalla porta. Non parliamo poi di quello che può essere il mondo accademico, il mondo dell'università, che ogni volta che tira fuori certi discorsi, addirittura che questi docenti universitari, questi cattedratici, si strappa i vesti, addirittura scrive lettere sui gazzettini, sui giornali locali, qua sui giornali nostri, di una pesantezza che sembra quasi che queste persone che sia sta, non so, con un fio, che vanno bene, cioè sembra quasi che si muovono a comando addirittura, cioè appena esce qualcosa da parte nostra ti gasta un mondo accademico che ti spara addosso delle bordate incredibili. E questo diciamo è il mondo della scuola. Non so che vada meglio tanto nel mondo dei media. La televisione, se sape benissimo, non mi sembra che venga tanto dedica spazio alla nostra cultura. I giornali addirittura, quando anche noi nel nostro piccolo facciamo qualcosa di decoroso, diciamo, ecco, non voglio incensarmi molto, ma insomma facciamo qualcosa di un certo livello, dica sempre il giornalista del turno che viene fuori con nostalgici, folcloristici e tutti questi epiteti qua che insomma cerca di derubricare, sminuire, rendere un qualcosa di grande che avevamo un qualcosa di piccolo. Per cui anche qua vedete che non abbiamo tanto da stare allegri. Istituzioni, vabbè, è chiaro, istituzioni non sono da parte nostra, e pensa in maniera completamente, diametralmente opposta, si portano avanti chiaramente tutta la retorica patriottarda che nasce dall'Unità d'Italia, passa attraverso chiaramente il Risorgimento, poi in mezzo alle due guerre mondiali, e ha dei voli pindarici di trasformare le cose, perché l'Italia è l'unico paese che nella sua storia recente della seconda guerra mondiale riesce a presentarti come due vittorie e due sconfitte, e con tutto rispetto per le vittime, per chi che ha sofferto e per chi che c'era purtroppo in quel momento, è che ha brutto dirlo, però se parliamo della ritirata di Russia e dell'Alamein. La retorica è arrivata fino a quel punto che quasi te festeggia, quasi te fa passare come due grandi vittorie, come due grandi mosse strategiche. Per cui vedete cosa dobbiamo chiamare calice e dobbiamo bere. Alla fine forse ci viene un po' in aiuto il mondo culturale, già citato dai miei precedenti relatori. Qualche libro è stato scritto con enfasi e che ci rende finalmente giustizia, grazie a Dio, anche da autori che non erano veneziani o veneti, così potrebbero essere accusati di partigianeria, ma abbiamo appunto l'americano Lane, il tedesco Eickhoff, un siciliano di Stefano, ecco, per cui persone che non erano delle nostre terre, che però almeno ci rendono giustizia. Rimane però un prodotto di nicchia, un prodotto da appassionati, non tutti vanno a prendersi un libro, purtroppo, e si appassionano, se non fra di noi e sulla nostra sollecitazione ad addentrarsi nell'argomento. Mentre purtroppo in altri casi, e anche qui questo retaggio iniziato con Napoleone, viene portato avanti una certa tradizione, perché Napoleone, tanto per riagganciarmi ai discorsi dei colleghi, fa riscrivere la storia di Venezia da un suo generale amico, che erano cresciuti assieme all'Accademia, un certo Daru, la riscrive come la vuole lui. Purtroppo diventa terreno
dove una certa cultura, una certa storiografia va anche ad attingere, e anche una certa, romanzesco, c'è una parte di letteratura, va ad attingere da queste cose, dove purtroppo invece è tutto falso perché è stato stravolto. Il Daru purtroppo, essendo un membro dell'allora nomenclatura, dell'allora mondo accademico, promosso in questo caso da Napoleone, da militare lo fa quasi docente, viene stampato in migliaia di copie e purtroppo si trova ancora, volendo, mentre si fa fatica a trovare Romanin e si fanno fatica a trovare altre pubblicazioni. In questo contesto così triste ci siamo noi delle associazioni culturali e gli appassionati ricercatori che con i nostri mezzi e con le nostre passioni, con la nostra passione cerchiamo quantomeno di contrastare questo mondo che ci vomita addosso, scusa il termine, delle bugie, delle falsità, che stravolge la nostra storia, la nostra cultura e che continua a voler cancellare la nostra identità, continua a nascondere la verità e continua, a volerci cancellare come popolo. Ma forse perché? Sa benissimo quello che abbiamo detto fino adesso, un discorso che si è affermata una nuova nazione, una nuova patria, che avevano bisogno anche loro di dare un fondamento storico, inventarsi qualcosa, perché è un po' quel nazionalismo che viene sempre quando nasce uno Stato, specialmente all'inizio, che cercano il più possibile di cementare la mente dei propri cittadini. Purtroppo questo è successo anche recentemente in Croazia, dopo che si è dissolta l'Unione, la Jugoslavia, anche lì purtroppo ci siamo finiti di mezzo anche noi, perché la nostra storia dell'Istria e della Dalmazia, dopo essere stata italianizzata, dopo aver preso la prima mazzata in chiave italiana, se ne prende anche un'altra in chiave appunto croata. Il periodo barocco lo chiamano, non dice più il periodo veneziano, ma si inventa termini un po' così, anche lì per edulcorare. Rimaniamo noi, un Davide contro Golia purtroppo, però almeno speriamo che tutte le persone che ne ascoltano questa sera si faccia bagaglio di queste cose che abbiamo raccontato, perché non ho la pretesa, penso nessuno qua di insegnare, noi non siamo qua per insegnare, si impara dalla storia, si impara dalle esperienze passate per andare meglio verso il futuro. Noi altri siamo qua a raccontare, almeno mi piace raccontare una bella storia. Fare bagaglio e a vostra volta trasmettere a qualcuno con una certa, sano orgoglio, perché bisogna metterlo, una certa voglia di far raccontare a qualcun altro, e speriamo solo in quello, perché finché non arriverà in aiuto qualcuno che ne dà una mano, qualche stravolgimento geopolitico che ne metta in una posizione favorevole, ma purtroppo questi desideri, dobbiamo far conto sugli altri, su chi che ne ascolta e che a sua volta parla con altre persone. E forse quando saremo arrivati all'ultimo dei Veneti a perché contaste robe, forse cambierà. Non so se che sarò quel giorno, se lo vedrò, ma insomma dico cominciare e qualche giorno spero che finirà. Grazie San Marco per questo.